di realizzare un spettacolo teatrale sul ghiaccio e assicciati per di chiattata in materiali anche attraverso la rete, attraverso internet, e sono lì come prima roba, e sono lì che si chiattin proprio per discutere, per dialogare e per capire che maniere fa questo prossimo spettacolo teatrale. Ecco, noi vi partate qui, però di solito nel baccinello più grande, che vieni presi vieni presi dentro, no? Ma scusa, con le scarpe? Sì, anziché... No, la venendo mal di gol. Sì, ma non è niente. Ma io sei l'unico scemo che l'ha avuto. No, sono fatti complimenti. No, anche per sé che di farmi massaggiare i pesi. Sarei stati redi che mi massaggiare i pesi con le scarpe. Va bene, allora da qui, allora scominciamo. Buon. Ecco, buon. Aspetta. Sì. Ah. Allora è il compleanno di Dino. Dino Cu. Dino di Malan. Ma sento su Facebook. Metti gli auguri anche per voi altri. E qui saresti che sto Dino di Marà. Dino di Malan. C'è stato Ti Fasini. sto dicendo una roba. E ce l'hai di cognome? Voi. Chi sto Dino? Di Malan. Dino di Malan. Ah, di Marana del cognome. Sì, lui è di Lignan. Scusa, ma tu avevi spromettuto che dovresti essere resistuto al manco l'onore. C'è là su Facebook. No, scusa, io stavo dicendo ai materiali. Su Facebook? Sì, volevi dire le Dolomiti, no? Allora gli dite, aspetti chi vuoi io di come Castan Matteo, no? E mi è venuto fuori Dino. Dino di Maran. Sì, E qui è Matteo. Matteo di Cortina. Di Cortina del cognome? No, spiritoso, lui a lei di Cortina, di cognome al fas di Malan. Come Dino? Eh sì, sono fradici. Scusa, ma per piacere, possibile che non rimini a sta concentrare sulla ricerca dei materiali? No, io stavo dicendo i materiali. Sì, su Facebook. Sì, infatti mi hanno venuto fuori 3 uomini di ghiaccia. Già. Sì, 3 uomini di ghiaccio. O 3 santi di ghiaccio. Si tratta di una tradizione popolare, una credenza contadina che si fa viva quasi ogni anno ed è puntualissima e parla di un brusco abbassamento del clima in prossimità dell'arrivo della bella stagione ed è relativa a 3 giorni, 12, 13 e 14 maggio, rispettivamente dedicati a San Mamerto, San Pancrazio, San Serbazio e San Bonifacio di Tarso. Ma sono 4. Sì, però chi ha disca sono 3? Sì, ma se sono 4 non sono 3. Sì, A base un? no, a disinverano di uno in poi. Come i 3 moschettieri, che dicono che sono in 4 e dopo sono in 3. Sì. No, perché dopo arriva D'Artagnan. Appunto, arriva D'Artagnan. Alle Portos, Alamis e... Ah, ecco perché la tradizione vuole che questo brusco abbassamento del clima si ripeta il 12, 13, 14 maggio e solo parzialmente il 15 maggio San Bonifacio di Tarso. Portos, Aramis E Athos. Athos! Portos, Aramis e Athos! Sono in 4. I podaresi riesci in però. I 3 moschettieri. No, i 3 santi di ghiaccio. In effetti è una vera storia. Sì, ne suggestione. Sì, ma Dolano Sparta. Ecco, che non sai. E si contassi una storia dei 3 moschettieri che si ghiacciano. Che figate! Aiutiate in congelare dal congelatore dal cardinale Richelieu. Ma Vieni. par plaisir, dai. sì. Su serio. Infatti. Sì. E roba solo da ridere. Mi rifare! Cioè, non mi metti il tecnico! Ecco. Sì. Pronto? A questi livelli! Sì? Chi? Casetta. Fa bene.
Lo sento alla mia, dice che non legge un chiamo. Pronto, sì. Chi? Ah, sì, ciao, ciao. Cosa? Sì, sì, si conoscono, sono amici, non preoccuparti, sì, è il suo amico il barbiere, Sì, lo conosco anch'io, non preoccuparti, sì, va bene, ciao, Mandi, ciao. Scusate, la badante di mia barber. Tuo barber, il vecchiaio, Bravo. che grandissimo il piccolo. A chiesa d'ora? Ne è venuto a chiamare il suo amico barbiere. Ah, Si conosce nella vita, dentro la Giulia, no? sì, non hanno fatto la campagna di luce, sì. Bravo. Sì. Oh, a te di via. No, perché? No, lo sai, tutti gli anni. Sì. No, sentite che chi? Sì. Sotto i ghiacci siberiani c'è un virus preistorico pronto a risvegliarsi. Porco voi! Fa noi, la mia strength, È la riflessologia. plantare. Chi è come un monte? Chi è? Chi tu sai tutto dal qua, chi è il Doiato fiato. chiacchiato. Chi? Tutto voglia! Oh, scherzo. Il coat. Il coat. Colesterolo. E colesterolo. Papis, Tu papis. E chi? Ma c'è fatto Chi era il fiato? Il fiato. Tetto. Tu Sì. petis. Tu papis, tu petis. Chi sono i polmoni? Tu buchi. E lì? No, lì non si innuia. Pecchiato. Chi era l'apparato genitale? Aia! Non si innuia. De giaccia. Sai, dai, par plaisir. Sotto i ghiacci siberiani c'è un virus Sì. preistorico Sì. pronto a risvegliarsi. Sì. Lo scioglimento dei ghiacci siberiani potrebbe riportare alla luce patogeni sopiti per migliaia di anni. Scusi, ciao tu dite? Ciao, dite. Patogeni. Patogeni. Siere. Sì. Siere, robe pericolose. Certo. Chiare, alle mie non trattare la materia. Il virus a lei in re. Ma va, No. dai. È uno scenario apocalittico. Appunto. E che secondo un team di scienziati francesi potrebbe non essere così distante. Parliamo del virus più grande scoperto fino ad oggi. Fortunatamente non patogeno per l'uomo. Ah, boh, tira un sospiro di sollievo. Ok. Ti faccio? Pronto? Chi? C'è Bosi tu. Ah, sei sempre tu per lavoro. Cosa? Ma no, si conoscono, senti, appunto detto che si conoscono. Ma loro non saltano, ma sì, alzano sempre la voce quando parlano loro. Alzano la voce. Si alzano la voce. Sì, cosa? Plank. Crismale. Ti vogliono uccidere. Ah, perché sei russa? No, ma parlano della campagna. Plank, non sta chiacchierando. No, il campi. No, il La campagna. La di- campagna di Russia. Sì. La guerra. No. Io non capisco. Ma chi vuole, non capisci? E chi vuole che uccidano 90 anni? Dai, sì. Ciao, sì. Non telefonarmi per queste monate. Ciao, Mandi, ciao. Oh, che noi lì con questi chiatti sempre di fa casino. Va bene. Come sì, a te la via. No, non so. Allarmi! Un gruppo di ricercatori francesi e russi Sì. ha però lanciato l'allarme. La preoccupazione è che potrebbero presto scongelarsi altri virus giganti pericolosi per l'uomo e per gli animali. L'ultimo arrivato è il microorganismo gigante appena scoperto in Siberia, dove è rimasto in letargo per 30.000 anni, protetto dal permafrost. Permafrost. Il permafrost è una specie di spessore, no? Ah, come le cuviere. Sì, dici poi un materasso. Il permafrost è un strato di ghiaccio. Sì. Metros e Sì. metros. Sì, e so dal ghiaccio, so dal permafrost, Anchiatato. so dal materasso. Sì. Anchiatato il pitovirus, Sì. il virus che l'hanno chiamato, Eh. il virus gigante l'hanno chiamato Sì, ce l'hanno. Pitovirus sibericum. Pitos, sì. Pitos. Dal greco Bravo. pitos, il vas. Bravo, il basi, il pitos. Sì, Ah, io- c'è. Non so che ben fuori il non Pitea.
Pite. Il vas di gnò da Pitos. Sì, Pitos, ma far Pite, io placer. mi domandavo, dove vedi a for Pite? Piteri, Pitos in questo caso si intende come il vaso di Pandora. Bravo. Pandora. Sì, Pandora. Chi è Pandora? Pandora è la femmina di Pandoro. Che è di Milano. No, che non è panettone. È di Verone, è di Verone. Pandora è di Verone, capisci? Pandora. Qui che altro. Giulietta. Giulietta. Giulietta e Pandora. Giulietta e Pandora, è una Non è che misa. Pandora era il nemico più Ma grosso. cui ti ha Ma detto c'è che Pandora... Pandora era grossa. Aveva il No. culo come dei cubani. Il mito al conte che Pandora Sì. era una fantate bielissime. Però era il nemico. Ma in che volte applasava in grossutis. Era una fantate bielissime. E Zeus, Sì. Dio, si era innamorato di lei. Allora, per dimostrare il suo amore a Pandora, ce gli hai fatto? E gli ha regalato il Pitos. Il Piteri. Ma non il Pitos. Vas di Vaso, Pandora. vaso di Pandora, parce si chiama vaso di Pandora. Sì, Mo ti spieghi. sì. Parce che chi stupitos aveva un tapone. Sì. Parce avevi il tapone. Non si dice. No, dai, su. Dentro al pitos, Non sto dicendo che era nemico. moi dissi che era dentro. Dentro al pitos era in continuous duccio in mai dal mondo. Duccio. L'uomo non conosceva il mare. in che Duccio volta. mai. E allora- Quindi ed- eri mai primitivi. No? Tipo mal dei E primi. chi qualcosa per servire sul No, era la peste, la fame, la guerra, tutte la carie. di tutte le malattie, tutte le pies pestis, erano insierati dentro al pitos. Sì, sì, quindi non guai a viene. Guai a vergine, Sì. l'uomo si sarebbe malato. Sì, sì. E fra chi sti sarebbe Ma no, anche- aspetta, Ah, c'è dimmi. Gesù seduto. C'è seduto. Che Pandora la vierte. Alla viene. Avvierte il pitos. Sì. E Tutte le disgrazie si sono sparniciati attorno al mondo. Tutti, sai. sì, fra chi sti sa anche che è che l'omp non valesse mai potuto bere il fuoco. Bravo. Sì, Bravo. non valesse mai potuto fare la griglia. A chi sproposito, si lei il mito di Prometeo. Prometeo, sì. Prometeo che intenerito dal fatto che gli uomini non potevano bel fuoco, ce l'hai fatto. All'elata, lo barallo. Bravo. Sì. A cui? Ah, Efesto. Tu ce l'ho fatto sapere. Vedi dove- E do là, fate penso che lo sa, Eh. penso che mi fa troppo. Sì. Do là, do là. Do là e là. Sull'Etna. No, Sì. su Vulcano. Boh. Sul vulcano. Sì, la calera è il vulcano più grande d'Europa, sì. E gli ha rubato il E ha fuoco. rubato, Sì, e dopo- e gli ha rubato il fuoco. Ah. E Zeus, perdonalo agli uomini il fuoco, e Zeus per punire sto atto di Prometeo, Sì. ce l'hai fatto. Alla chiappà e alla fatta le ha su une rupe Prometeo. in montagna. Alla le ha Prometeo. Ah, lei Prometeo. Troppo. Lì alle promette. Pensi che ieri avevi studiato, sai, aveva un'immagine sull'Atlante. Sull'Atlante, l'immagine di Prometeo sull'Atlante. Aveva una vita meravigliosa. Sì. Insomma, allora, queste figure di questo personaggio mitologico, le ha la Pierre. Un'illustrazione. Un'illustrazione. Sì, non una fotografia. No. Dov'è? E a un certo punto una roba che mi ha fatto impressione è arrivato il dindi, Il dindi. e ha mangiato il collo. È arrivato il Ma dindi. dai, ma quelli Un dindi che mangia il Al collo. passare di lì un dindi e ha mangiato il collo. a Prometeo. Intanto non era il collo. No? No, è il fiato. Perché il fiato è un organo che si rigenera, capisci? Quindi la pene ha diventa perpetua, perché per tanto che tu mangi il fiato si rigenera, capisci? E dopo non era un dito, Non era un dito. era un'aquile. Erano le aquile grasse. Ma tu metti l'aquile col dito. Dai, L'aquile l'aquile- è un animale regale, maestoso. Regale. Anche il dindi è un animale regale. Sì, regali di Nadal. Dai, già l'aquile. Sì. L'aquila è un simbolo importantissimo, lo metti addirittura tra le bandiere. La bandiera del Friuli. Sì. Non hai un'aquila gialla sta al fondo blu. Sì. Però, Sì. idea. Sì. Ma se la metti un biel dindi giallo, e vuoi le bianche per la bandiera. Sì, la dovete verde e sbugiare. Par plaisir, dai. Anche mo. Era il telefono. E che li vedi? Pronto? Stavo già.
Non puoi chiamarmi ogni momento che stiamo lavorando. Cosa? Cosa? Sì, oh, Frank. Sono partiti! Col mulo! Stai lì, arrivo subito! Quei due maschi che possono capirmi al ping, la metto sul chiasso, la schioppa e sono partiti. Aspettate la Cirillo. Non l'ha sul dono. Alle palle Cirilli, certo! Sì. No, ma mi fa diventare mazzo storceri!